Grazie di cuore. Io non ho parole per dirvi grazie per essere venuti oggi qui, per essere tantissimi quando la politica di questi tempi tiene lontani i cittadini, gli uomini della società, le donne protagoniste della nostra Sardegna. E vedere questo teatro, che non è un teatro che abbiamo scelto a caso, strapieno di volti, di donne e di uomini che sono protagonisti della società. E non è un caso che noi siamo qui, perché il 6 e il 7 maggio del 1950 in questo stesso teatro si svolgeva il congresso del popolo sardo. Era stato l'allora capitano Lussu a convocare qui, in questo teatro, le più grandi energie della Sardegna, amministratori locali, contadini, pastori, gli operai e i disoccupati di allora. E Lussu, venendo qui, disse delle cose che io ho ritrovato, che sono inedite. Io sono un po' fatalista e scorgendo nei muri di casa di mio nonno ho trovato questo libro in poche copie che ripercorre quello che disse allora Emilio Lussu. Permettetemi di leggervene soltanto poche righe. Disse Lussu: ed io oggi, mettendo questi colori del congresso, bianco e rosso, mi sono ricordato con una certa commozione che questi erano i colori della Brigata Sassari. Dice Lussu, la prima formazione storica che ha visto come mai, prima di allora, l'unità dei contadini e dei pastori sardi. Colori quindi, dice Lussu, che possono indicare l'unità del nostro popolo. Unità e coscienza che i nostri destini dobbiamo costruirceli noi stessi, col sacrificio che non v'è conquista o vittoria senza dolore e senza pena. In questa unità sarda noi ci ritroviamo, disse Lussu nel 1950, tecnici, intellettuali, minatori, operai, contadini, pastori, pescatori, artigiani, lavoratori tutti. E questa, disse allora Lussu, la grande unità del popolo sardo. E conclude Lussu: oggi riprendiamo qui il cammino più forti. Sì, dice il capitano. Fra noi v'è chi è di sinistra e chi è di destra. V'è chi crede in un mondo e chi crede in un altro. Ma ognuno e tutti noi abbiamo oggi la fede nella rinascita della nostra terra, del nostro popolo. Credo che questo sia il messaggio col quale io voglio aprire questi lavori. Voglio che con lo stesso criterio, con lo stesso modo con cui allora fu ascoltata la voce più lontana di questa nostra terra, di questa nostra madre di Sardegna, si abbia la capacità di cogliere i sentimenti, la passione. Io vorrei che tutte le persone che io ho incontrato in questo lungo viaggio, che dura da molti anni, da 20 anni, da quando ho iniziato nella mia città un'esperienza senza bandiere, senza colori, senza destra e senza sinistra, con l'unico interesse che avevamo di dare delle risposte a quella comunità. Vorrei che ognuno di voi, di quelli che hanno avuto in questo lungo percorso la capacità di sostenere un'idea che oggi si dovrà per forza concretizzare, abbia quei sentimenti, quella passione che sono indispensabili.